al corrente, sa dire se Di Mauro chiarì la sua posizione in ordine all'omicidio per il quale aveva accusato il morto? Non ne sa niente. Va bene. Ci sono altre domande? Presidente, scusi, penso che c'era Copuzzo che doveva fare perché secondo me l'avvocato Ravisana. Sì, no, Copuzzo voleva che fosse fatto un atto di ricognizione ormai. Ora ci sono le richieste, intanto si dovrebbe appartare il signor Pino al momento. Sì. Allora. No, non dall'uscita, non lo so, dove nell'aula dei testimoni si deve appartare. Posso, Presidente? Sì. Non so chi sia presente degli imputati che indicherò, ma si chiede procedersi a ricognizione di persone, anche se sarebbe più esatto dire per questo caso individuazione o riconoscimento, nei confronti di Tusa Lucio e Tusa Francesco, al fine di individuare chi in effetti dei due abbia trattato, secondo quello che è stato il racconto del collaborante, la partita di stupefacenti con il collaborante stesso. E ricognizione di persona nei confronti di Tomaselli Antonio, Presidente. A questa richiesta aggiungiamo quella dell'avvocato Curculuto nell'interesse, mi pare, di? Copuzzo non sapevamo perché non Sì, Antonino mi pare. Credo Antonino. Sì. Ma insomma, come lo mettiamo? Allora, poi come si chiama? Non mi ricordo questo detto di Tusa, neanche tutto il messaggio. Le controparti hanno osservazioni sulle domande del pubblico ministero, il difensore dei TUSA. Ovviamente lei richiama rispetto all'articolo 213, se lo può descrivere, se lo ha riconosciuto. Scusi? Dico, la indica è una cosa retorica. No, non ci opponiamo, invito la Corte agli adempimenti del 213, se lo può descrivere prima, se ha fatto l'ha riconosciuto in voto precedentemente, no, gli adempimenti formali. A parte il discorso del riconoscimento in fotografia, per quanto riguarda gli imputati TUSA, ha fatto già una descrizione per quanto possibile. Sì, io allora faccio io l'istratto, non l'ho sentita sinceramente, Presidente, non mi pare che l'abbia fatta, però se la Corte dice, io non l'ho sentita. Io mi ricordo detto uno più giovane e uno più grande, solo questo mi ricordo. Solo questo. Ma solo questo, quindi non è che descrizione. La Corte ritiene che ci siano i presupposti per la identificazione sotto forma di ricognizione degli imputati TUSA. Presidente, Scusi, Francesco Tusa Lucio e Tomaselli Antonino mi pare, mentre non ritiene che sia rilevante l'attività istruttoria per quanto riguarda l'imputato Copuzza Antonino, perché non sembra che abbia detto nulla di rilevante al suo riguardo il collaborante, quindi si rigetta la richiesta e si dovrebbe procedere. Non so se Tomaselli è in aula, Tomaselli Antonino. E si deve ordinare la traduzione in aula di TUSA. Aspetta, per ragioni di... Sì. Uno dei due miei assistiti
sì chi è presente. Sì. Quindi possiamo procedere con questo. Io volevo aggiungere peraltro che confrontando i miei ricordi con quelli di buona parte dei colleghi, mi dicono che la descrizione atteneva soltanto al fatto che uno è più giovane e uno è meno giovane, quindi forse il ricordo, però dico Presidente, non è una cosa di fondamentale importanza, e per una ben capisce che per una verifica successiva poi dell'attendibilità, che cosa ci costa fargli dire? Avvocato, mi sia stato fatto notare un po' di silenzio in aula, per favore. E con ragione ritengo che chiedere una nuova descrizione di Tusa, l'uno o l'altro, in questo momento, e poi fargli vedere Tusa, l'uno e l'altro, o l'altro, in questo momento, possa dare indicazioni al riguardo. Mentre invece io vorrei mettere insieme i due fratelli, insieme a un buon numero di altre persone, insieme con il Tomaselli, che è una persona giovane pure, come ritengo che siano i Tusa, mettere un buon numero di persone, così alla sprovvista chiedere se riconosce qualcuno delle persone che gli vengono sottoposte all'esame. Ecco, per questo vorrei evitare un ulteriore approfondimento. Allora, chi è che dei Tusa che non è presente? Non c'è, possiamo dire. Ha già risposto? Allora aspettiamo che sia tradotto in aula l'imputato che non è presente, e intanto dovrebbero essere portati sull'emiciclo. Per favore, teniamo chiusa quella porta, grazie. Allora, Tusa Lucio, Tomaselli Antonino e altri 3 imputati che si prestino a collaborare. Allora, Maresciallo, se vuole provvedere. Sì. Ah sì, adesso metti da questa parte. La può girare, signor Panebianco, girate verso qua. No, girata così, in modo da guardare da questa parte. Microfono. Signor Panebianco, questo microfono lo può mettere da quell'altro lato? Sì, grazie. Va bene così. Potremmo impiegare questo tempo ritornando sul tema della separazione di certe posizioni. Il pubblico ministero vuole esprimere il suo parere su questo problema. I pubblici ministeri innanzitutto ritengono che non sussistano le ragioni di incompatibilità che stanno alla base
della richiesta di ricusazione. Non esistono queste ragioni perché riteniamo che la sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza numero 131 del 1996, vada interpretata nel sistema delle norme vigenti, tenuto conto cioè di quello che è stato di quelle che sono state le novità legislative introdotte con la recente novella dell'agosto del 1995, che ha certamente reso più incisivi i poteri di cognizione del Tribunale del riesame e anche del GIP, e solo in questa prospettiva potrebbe trovare fondamento la incompatibilità del giudice che ha fatto parte del Tribunale del riesame. E secondo questa nostra interpretazione, che peraltro ci è sembrata confermata da autorevoli interpretazioni, l'incompatibilità dovrebbe riferirsi soltanto a quei procedimenti o comunque a quelle statuizioni del Tribunale della Libertà che sono successive all'agosto del 1995. Ciò non di meno, se la questione dovesse risolversi nel senso dell'incompatibilità, i pubblici ministeri, o comunque in prospettiva di quella declaratoria di incompatibilità, i pubblici ministeri non si oppongono allo stralcio delle posizioni. Pare che a questo punto la Corte si può pronunciare nel senso sentito le parti. Perché l'avvocato Tanasi ha detto chiaramente che ha parlato che con riferimento a 648 terra. Dici che questo momento non si separare tutta la cosa. Sì, ma dico nel caso se la Corte si pronuncia per tutti, ma non c'è problema perché ha detto chiaramente a tutti. Quello che c'è, e per la Corte ritiene di doversi pronunciare in questo momento, salva la questione di merito che sfugge alla sua competenza per dover decidere l'organo che è indicato dal Codice di procedura penale. Dicevo, ritiene di dover separare in questo momento la posizione degli imputati Di Fazio Umberto, Caponnetto Anastasio e Giannuso Francesco, essendo sino al momento della pronuncia dell'organo competente nei pieni poteri di poter appunto per operare la separazione, e per la eventualità appunto che la istanza di ricusazione dovesse essere accolta e quindi il processo separato dovesse seguire un corso diverso che per ora non possiamo sapere qual è, né per l'organo che dovrà giudicare e neanche per quanto riguarda i tempi del nuovo giudizio. Per questi motivi la Corte dispone la separazione della posizione degli imputati Di Fazio Umberto, Caponnetto Anastasio e Giannuso Francesco e dispone che il processo separato sia per intanto chiamato innanzi a questa stessa Corte per l'udienza del una settimana ci basta? Martedì, la Camera di Consiglio, ma poi vediamo se c'è la
Quindi facciamo il rinvio di una settimana, vediamo se la Corte d'Appello decide in questa settimana, altrimenti facciamo un ulteriore rinvio, quindi andiamo a venerdì prossimo, sarebbe giorno 13, venerdì giorno 14 mi pare, 14 giugno. C'è spazio per una richiesta istruttoria nell'intervallo? Certo. Riguarda quella questione di Florian Dorino, io chiedo di produrre la sentenza con il passaggio in giudicato dell'assoluzione, che ha superato i 3 gradi di giudizio uniformemente, relativamente al fatto che è stato richiamato oggi dal collaborante, il quale ha detto che nell'86 il Florio sarebbe stato autore di un furto in danno del mondo dei passi. Perfetto, e che invece venne assolto con formula piena in tutti i gradi. Solo questo. Se mi autorizza io martedì posso portarla. Pubblico Ministero? Non si oppone. Si ammette la produzione, Esatto, appena c'è a disposizione la... Certo, grazie. Così come martedì posso portare anche quella sentenza per quell'altro episodio del cosiddetto furto Cartier, definito con assoluzione passaggio in giudicato, e che vi metto a disposizione secondo il dettato dell'ordinanza. Grazie. Il suo cliente vorrebbe prima parlare con lei. E ne mancano altri 2 mi pare. Noi da lì. Sì. Allora signori, abbiamo soltanto queste 4 persone che partecipano all'esperimento, perché per quanto riguarda gli altri imputati non hanno inteso collaborare in quanto affermano di essere conosciuti dal collaborante e pertanto l'esperimento ne verrebbe inficiato. Noi ne diamo atto a verbale e procediamo
In questo modo, va bene così, va bene. Allora, faccio accomodare il signor... si dovrebbero stringere poco poco di più verso il banco, così. Va bene, perfetto. I nomi delle 4 persone che in questo momento prendono posto sull'emiciclo saranno rivelati successivamente e annotati a verbale successivamente al fine di garantire la genuinità dell'esperimento. Viene introdotto il signor Pino Orazio, il quale viene invitato a osservare le persone che si trovano di fronte a lui e a dire se in taluna di esse riconosce qualcuna delle persone di cui ha parlato nel corso dell'esame di quest'oggi, cominciando dalla sua destra verso sinistra, dalla sua destra, cioè dall'estremità rivolte verso l'aula all'estremità interna. E si metta vicino al microfono per il verbale. Sta riconoscendo Tomaselli. Sta riconoscendo il signor Tomaselli, partendo dalla sua destra, quale sarebbe di questi 4? Sì, l'ultimo. L'ultimo da destra e il primo da sinistra rispetto al suo punto di osservazione. Possiamo licenziare il signor Pino o ci sono altre domande? Possiamo licenziarlo, dico definitivamente? Possiamo licenziarlo. Il signor Pino può andare. Grazie. Allora, diamo atto al verbale che i 4 imputati che hanno partecipato all'esperimento, cominciando dalla destra dal punto di osservazione del collaborante che è anche lo stesso alla Corte, sono il signor Cutispote Edoardo, il signor secondo Tusa Francesco, Tusa Lucio e Tomaselli Antonio. Possono tornare al loro posto, grazie. E allora, arrivata a questo punto, mi pare che non c'è altro per quanto riguarda l'udienza odierna. Possiamo rinviare all'udienza di martedì mattina, ore 9:30 e seguenti. L'udienza è tolta.